22enne in sella alla sua moto si schianta contro un'auto in sosta a Musile di Piave, ha perso il controllo 100 metri prima dell'impatto. Slitta ancora la data in cui il governo deciderà cosa fare per le grandi navi che attraversano il canale della Giudecca, se ne riparla il 25 luglio. Si teme la paralisi domani durante lo sciopero CTV di Venezia e Mestre, a rischio anche la circolazione dei mezzi a quattro ruote a causa di un corteo automobilistico. Un esercito di piccoli attori, cantanti e musicisti, grande successo del musical La Gabbianella e il Gatto, andato in scena al Teatro Corso. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Lo avete sentito dai titoli: incidente mortale oggi verso le 13:40 in via dell'Artigianato a Musile di Piave. Un motociclista, Giacomo Rosada, di 22 anni, ha perso la vita andando a schiantarsi contro un'auto in sosta. Il giovane ha perso il controllo della sua moto un centinaio di metri prima del punto di impatto, avvenuto con una Toyota Yaris parcheggiata sul lato opposto rispetto al suo senso di marcia. Il ragazzo stava andando al lavoro. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Musile, i pompieri di San Donà e i medici dell'ospedale di San Donà. Quando sono arrivati sul posto il ragazzo respirava ancora, ma nonostante i soccorsi prestati è morto pochi minuti dopo. Sul posto sono subito accorsi i genitori e il fratello maggiore del ragazzo. Il padre è un noto imprenditore di Musile che ha fondato la locale associazione imprenditoriale. E il 25 luglio saranno valutate le soluzioni per allontanare le grandi navi dal canale della Giudecca. Non si possono più dilazionare i tempi per trovare le soluzioni, lo ha detto il ministro per le infrastrutture e i trasporti Maurizio Lupi al termine del vertice romano con il ministro dell'ambiente Andrea Orlando, il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, organizzato a Roma per discutere sul transito delle grandi navi nella laguna di Venezia. I progetti dovranno essere presentati dall'autorità marittima e portuale e il Comune di Venezia. Il ministro ha anche aggiunto di ritenere le grandi crociere importanti per portare ricchezza sul territorio e che si possono conciliare salvaguardia dell'ambiente e sviluppo turistico, settore che per l'Italia in crisi è fondamentale. Si tratta in realtà di un procrastinare, una decisione che tutti si attendevano già oggi in settimana, e ne abbiamo appunto parlato e ne parliamo appunto anche adesso con Tiziano Graziottin, che dovrebbe essere in linea con noi appunto dalla redazione del Gazzettino. Ciao Tiziano, allora cosa ne pensi di questo rinvio della decisione che già si aspettava? Ma io credo che la decisione non la vedremo in realtà in tempi brevi, perché è certamente positivo che sia stato messo un paletto sul 25 luglio, cioè certo. Per farci capire da chi ci ascolta, per quella data dovranno esserci pronti quelli che sembrano i due progetti, insomma, che possono essere l'alternativa alle grandi navi, ovvero il progetto, diciamo, del comune del sindaco Orsoni che propone lo spostamento della marittima a Marghera, e quello del porto e del presidente Costa che prevede invece lo scavo del canale Sant'Angelo Caltorta. Ecco, ci sono questi due progetti che dovranno essere messi sul tappeto e il 25 luglio saranno esaminati e in qualche maniera sarà individuato in un comitatore, cioè in una di quelle riunioni in cui ci sono tutti i soggetti interessati all'amministrazione e alla salvaguardia di Venezia, dovrà esserci una decisione finale. Però è anche vero che ci sono molte forze contrapposte in campo, no? Perché è vero che ci sono tutti coloro che lamentano i danni creati dal passaggio delle grandi navi, sia i danni visibili sia quelli invisibili, diciamo, sul fondo della laguna, ma poi ci sono anche coloro che dicono sì, i nostri posti di lavoro, mi pare più di 6.000 generati dall'arrivo delle crociere a Venezia, anche questo è un problema di cui tener conto. Quindi credo che sia importante che ovviamente le autorità si parlino, arrivare a una soluzione condivisa e in tempi ragionevoli mi sembra ancora una pia illusione. D'accordo, grazie. Allora Tiziano Graziottini all'intera redazione del Gazzettino di Venezia, speriamo appunto che questa decisione
non venga ulteriormente rimandata dopo appunto la data che vi abbiamo fornito. E intanto domani Venezia e la provincia saranno alle prese con un altro problema legato ai trasporti, lo sciopero della CTV e la rabbia dei lavoratori pronti a mettere in scacco la circolazione in terraferma con un corteo di auto per scongiurare il taglio di 400 posti di lavoro e l'aumento della durata dei turni. Sentiamo. Venerdì nero per il trasporto urbano a Venezia. Monta la rabbia tra i lavoratori della CTV che promettono la paralisi della città dopo l'annuncio del taglio dei 400 posti di lavoro. Oltre ad uno sciopero di 24 ore dei vaporetti e degli autobus, le organizzazioni sindacali stanno organizzando anche un corteo di auto che partirà dal deposito CTV e avrà per destinazione l'area commerciale dello Shan, dove in via Tosato c'è la sede di Veneto Strade. C'è il forte rischio che sarà difficile muoversi a Mestre non soltanto per chi usa i mezzi pubblici, ma anche per chi circola in auto. L'USB, l'Unione Sindacale di Base, vuole mettere sotto pressione l'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso, considerato l'autore, assieme a Luca Zaia, dei pesanti tagli che incidono soprattutto sull'azienda veneziana, al punto che il 2012 si è chiuso con un buco di 17 milioni di euro. I lavoratori intendono presidiare l'ingresso dell'edificio che ospita Veneto Strade finché l'assessore non li riceverà. Da tempo la CTV e l'assessore Ugo Bergamo hanno avviato una battaglia anche legale contro la regione per mantenere i finanziamenti di sempre. Ma anche il ricorso al TAR si è rivelato un'arma spuntata e ora l'azienda ha scatenato i sindacati contro la regione, annunciando la riduzione del personale e l'allungamento dei turni di lavoro a parità di stipendi, sollevando un autentico vespaio con cui dovrà fare i conti domani Venezia e il Milanese. E con l'arrivo del bel tempo torna a Venezia la guerra contro i venditori abusivi. 2 incidenti in 2 settimane causati dalle ribellioni ai controlli degli extracomunitari. Andrea Selva del Movimento Fratelli d'Italia invoca l'esercito per eliminare la piaga dell'abusivismo, una richiesta che ricorre tutti gli anni e gli fanno eco i leghisti. Sentiamo. Si alza il livello di guardia a Venezia contro i venditori abusivi dopo la violenta colluttazione tra un Vukumpra e gli agenti della polizia municipale. Un senegalese a cui erano state sequestrate 3 borse ha cercato di riprendersele, strattonando la vigilessa che le teneva in mano. L'intervento del collega in sua difesa, Roberto Fagotto, ha fatto scattare la reazione del venditore abusivo che ha preso a pugni e schiaffi l'agente. Fagotto ha riportato contusioni e ferite alle ginocchia e ai gomiti. L'aggressore poi è riuscito a scappare. Sull'episodio è intervenuto oggi il deputato della Lega Nord, Emanuele Prataviera. Si tratta del secondo in 2 settimane, ha ricordato il parlamentare, puntando il dito sull'amministrazione comunale che non attiverebbe un'azione forte di allontanamento dei venditori abusivi. Un fenomeno difficile da debellare nelle città d'arte. Con la bella stagione torna ciclicamente il problema della concorrenza sleale praticata da chi vende ai turisti, spesso merce contraffatta, senza licenza e scontrino fiscale. Un giro d'affari che viene sottratto ai commercianti in regola. 2 fronti che vivono in città in un clima di tensione che spesso sfocia in aggressioni e in minacce. Gli extracomunitari infatti sono sempre più determinati a difendere il loro business, anche con atteggiamenti brutali. E restiamo a parlare appunto di rapporti con gli extracomunitari perché è una leghista padovana, Dolores Valandro, la protagonista di una frase shock che prende di mira ancora una volta appunto gli extracomunitari. Appunto avrebbe scritto su Facebook ma mai nessuno che se la stupri, scusate, rivolgendosi al ministro Kyenge. Così, tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato, vergogna. Questo appunto il commento che è stato postato in relazione alla notizia di un tentato stupro da parte di un immigrato africano nei confronti di 2 ragazze a Genova. L'UDC ha definito la frase orrenda e sulla vicenda sono intervenuti anche gli studenti della Rete del Veneto, chiedendo le dimissioni della consigliera padovana, definendosi amareggiati e indignati per le folle dichiarazioni della leghista. La politica veneta, che fa parte degli esponenti del Carroccio sospesi durante le purghe leghiste, è appunto la fautrice appunto di questa frase, anche coordinatrice della locale commissione sanità, interventi sociali e politiche giovanili, si è fatta scappare la frase appunto sul noto social network e non appena il polverone ha iniziato a sollevarsi l'ha opportunamente cancellata. Peccato che il web non dimentichi, così la
polemica è rimbalzata da una pagina internet all'altra, al punto che Flavio Tosi, segretario veneto del Partito del Carroccio, ha annunciato che sarà espulsa dalla Lega Nord. E voltiamo pagina perché andiamo ad occuparci appunto di truffe e in questo caso della Facoltà di Medicina di Padova, dove a quanto sembra erano truccati i concorsi per l'accesso alla facoltà. C'è chi bara per accedere ai corsi di laurea in medicina. Il sospetto c'era da tempo nell'aria, ma ora arriva la conferma da un'indagine avviata dalla Procura di Padova. Gli investigatori sono partiti da lontano, da un altro scandalo scoppiato a Firenze nel 2011, che ha portato alla luce concorsi truccati per l'ingresso alla facoltà di medicina. La prassi emersa è la stessa individuata anche a Padova e riguardante però l'iscrizione ad una scuola di specializzazione post-laurea. Una dottoressa voleva specializzarsi in chirurgia maxillofacciale e per farlo ha ottenuto da un docente, titolare della cattedra e membro della commissione che giudica i test d'ingresso degli specializzandi, le risposte ai test. Gli inquirenti però hanno scoperto altro, ossia che non solo la donna conosceva in anteprima le risposte ai quesiti, ma dato che non era comunque riuscita ad aggiudicarsi uno dei 12 posti offerti, aveva, attraverso il padre, un imprenditore friulano del settore di apparecchiature biomedicali, assicurato alla scuola di specializzazione i fondi necessari per ampliare il numero di posti disponibili. Candidata e docente sono stati iscritti nel registro degli indagati per concorso in abuso d'ufficio. Una ragazza davvero fortunata comunque, perché nel frattempo è risultata vincitrice di un altro concorso e ha optato per un altro ateneo. E questa mattina un uomo è stato trovato morto a bordo di un pontone per la lavorazione dei mitili ormeggiato nei pressi dell'ottagono di Caroman, non lontano da Pellestrina. L'uomo, Maurizio Zoric, di 53 anni, che era a guardia del pontone, secondo gli accertamenti del medico intervenuto, sarebbe morto per cause naturali. L'allarme è stato dato da alcuni colleghi di lavoro verso le 7 che hanno avvisato la Guardia di Finanza di Chioggia. Sul posto è intervenuto un motoscafo della sezione operativa di Chioggia e subito dopo un'ambulanza, anche se i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia e una motovedetta della Capitaneria di Porto. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi per ulteriori aggiornamenti. Voglia d'estate? Tornano le notti nel Milanese. Le notti bianche che esaudiscono i tuoi desideri. Sabato 15 giugno a Olmo. Vivi con noi la tua estate, con i negozi aperti fino a mezzanotte, i centri storici da visitare, le band dal vivo in ogni angolo della città e poi ancora il gusto della cucina e il buon bere della nostra terra. Il tutto servito con una valanga di offerte speciali. Non perderti lo spettacolo. Sabato 15 giugno ad Olmo. Vivi con noi la tua estate. È un'iniziativa Confcommercio Imprese per l'Italia Milanese e Venezia Opportunità. Ben rientrati in studio ed ora uno sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalle province di Padova, Treviso e Venezia. Tra le altre cose parleremo di linea dura contro motorini truccati e parcheggiatori abusivi. Sentiamo. 2 guardie giurate per controllare il parcheggio dell'ospedale di Dolo. La direzione dell'ASL 13 è arrivata a questa decisione dopo i numerosi casi di minacce rivolte dai parcheggiatori abusivi nei confronti di chi parcheggiava senza pagare l'obolo richiesto. Santa Maria di Sala avrà un lago, una vasta area umida costituita da 5 bacini lungo l'Usore e circondata da un boschetto. Servirà per la depurazione delle acque e la sicurezza idraulica, un progetto da 2 milioni di euro del consorzio di bonifica Acque Risorgive. A Treviso spopola il Groupon, l'acquisto online in base a sconti e offerte giornaliere. La Marca è diventata la 6ª provincia in Italia per mole d'affari, con più di 150.000 utenti e oltre 200 esercenti che promuovono la propria azienda su Groupon. Lavori fino a fine luglio al pronto soccorso di Conegliano, sale d'attesa ampliate, infermieri più vicini ai pazienti, biblioteca, schermi per le liste d'attesa e una stanza per i familiari. Un investimento di circa 200.000 euro e dopo Conegliano toccherà a Vittorio Veneto. In costante aumento il fenomeno dei compro oro a Padova come in tutta Italia.
Ben una trentina i compro-oro in città, più altri 2 di prossima apertura. Aprire un compro-oro è facilissimo, basta una licenza rilasciata dalla questura e l'iscrizione alla Camera di Commercio. Linea dura del Comune di Padova contro i motorini truccati. Nel mirino dei vigili urbani la modifica sui variatori, che consente anche ai cinquantini di sfrecciare a 70 km all'ora. Ai motorini fuorilegge 400 euro di multa e il fermo del mezzo per 2 mesi. Molto più di un saggio di fine anno, l'operina allestita dalla Scuola di Musica Giuseppe Verdi è un vero e proprio spettacolo, un musical suonato e cantato dai bambini, dove ogni dettaglio è improntato alla creatività. La storia è quella famosa, del gatto Zorba e della gabbianella fortunata. Vediamo. Custodi fino ad ora nell'oscurità, riscattare la nostra dignità. Furbizie e grandi astuzie sappiamo sfruttare, per vincere e porte conquistare. 130 giovanissimi artisti, uno spettacolo faraonico, accurato ed estroso che ha portato la celeberrima gabbianella di Luis Sepulveda a spiccare il volo tra i cocai della laguna veneziana. Merito della Scuola di Musica Giuseppe Verdi, abituata a fare le cose in grande. Ogni anno, come saggio finale, realizza un vero e proprio musical, come il gatto Zorba e la gabbianella fortunata, andato in scena al Teatro Corso di Mestre. Un'impresa che nasce dalla vocazione pedagogica e dalla passione per il teatro della presidente e direttrice del coro Francesca Seri. Ormai sono 20 anni che facciamo questi musical fatti per i bambini e fatti da bambini, che è una cosa assolutamente particolare. Abbiamo coinvolto tutto il nostro coro, che è di ben 100 interpreti fra bambini e ragazzi, e l'orchestra della scuola di musica, che sono altri 30 elementi. Bambini e ragazzi, ovvero gatti, topi e gabbiani, hanno dato prova di abilità e disinvoltura. Il palcoscenico è soltanto l'ultima tappa di un lavoro lungo e meticoloso. È un anno perché noi lavoriamo ad anno scolastico, quindi attorno a ottobre cominciamo a preparare tutto il materiale, durante l'estate facciamo comporre le musiche che sono sempre composte in special modo per noi, quindi vengono fatte in prima esecuzione assoluta. Io e Anna Pattanè ci occupiamo dei testi, quindi scriviamo tutto assolutamente per questa occasione, e poi durante tutto l'anno scolastico insegniamo le cose ai ragazzi per poterle realizzare nel mese di maggio. Oltre a cantare, alla Scuola di Musica Giuseppe Verdi di Venezia si impara a suonare tutti gli strumenti. Sergio La Saponara insegna pianoforte. Gli allievi in cui insegno sono una ventina circa, 20 che vanno dall'età dei 6 anni fino all'età pensionabile, perché poi lo studio della musica avviene a qualsiasi età. Io ho 20 allievi, 20-25 allievi, e diciamo che con ogni allievo non uso mai lo stesso metodo, perché ogni allievo è una persona diversa, proprio una persona, un'entità diversa, e quindi io cerco di dare quello che loro mi danno, perché lo studio della musica, dello strumento, a differenza di altre materie, agisce più personalmente sul bambino. Quindi diciamo, i pregi sono lo stimolo che io ricevo, e quindi anch'io mi arricchisco ogni giorno. Probabilmente i difetti sono il poco tempo che loro hanno comunque da poter dedicare allo studio dello strumento, perché ormai oggi a scuola sono pieni di impegni. Mi ricordo che gli impegni che hanno loro a 6 anni io li avevo quando facevo le superiori. Spettacoli teatrali con musica dal vivo non sono poi così frequenti. Il suono degli strumenti aggiunge fascino e bellezza alla scena, e se è un'esperienza gratificante per lo spettatore, possiamo soltanto immaginare quanto sia importante e formativa per dei protagonisti in così tenera età. Io ci credo molto nel valore educativo della musica fin dalla primissima età. Secondo me si cresce bene così, si cresce bene, non è detto che tutti diventino musicisti, ma sicuramente in questo spettacolo ce ne sono parecchi che promettono molto bene, e quello che è importante è fare musica, ascoltare musica, vivere nella musica, perché si è migliori così. Cosa stai aspettando? Vieni subito a suonare, a cantare, che è una cosa bellissima.
sarà l'organista belga Eric Hallain ad aprire domani venerdì 14 giugno la terza edizione del Festival Internazionale Gaetano Callido. Il concerto si svolgerà nella Chiesa dei Carmini a Venezia. La rassegna continuerà per altri 16 appuntamenti in vari luoghi del centro storico e della provincia fino alla fine di settembre. Tutti i concerti sono ad ingresso libero. Ed ora è il momento della nostra pagina sportiva. Vediamo. Credo che sia stata una riunione importante, anche se per la verità un po' lunga, perché 18 match non è che si trovano tutti i giorni, però noi abbiamo tanti agonisti e quindi dobbiamo dare la possibilità a tutti di combattere. È stata, credo, una manifestazione vivace, con il balletto prima e poi con gli incontri, alcuni insomma così così, ma alcuni di grosso spessore. Gli arbitraggi sono stati discreti e credo che siamo stati anche onorati della presenza della medaglia d'oro Francesco De Piccoli alle Olimpiadi di Roma, e quindi abbiamo assegnato ad Adriano Favaro, il maestro dell'Union Box Mestre, il trofeo di questa manifestazione. Noi abbiamo tentato di portare, come tutti gli anni, un po' di vivacità su questo centro commerciale, che è quello di Favaro, soprattutto strangolato dai grandi centri commerciali che ci sono al margine della periferia, che stanno crescendo come funghi e che uccidono sia l'attività commerciale nelle città ma anche in questi piccoli centri commerciali. Abbiamo fatto un accordo con la Confcommercio di Mestre, l'Ascom, di tentare di portare anche lo sport in questi centri, in modo che ci sia la possibilità da parte delle persone, tramite il veicolo dello sport, di venire qui, vedere questi negozi e inserirli nella mappa delle loro cose. La riunione è finita e, come vedete, si sta procedendo a smontare tutto l'apparato che riguarda dove si è svolta la manifestazione. Allora, Francesco De Piccoli, quindi volevo sapere da lui qual è l'impressione che ha avuto di questa lunghissima riunione e cosa ne pensa del pugilato oggi. Il pugilato oggi quindi non è male. Però c'è un fatto molto importante nella vita, quindi che i giovani al giorno d'oggi non vogliono più sacrificare la propria vita per dedicarsi allo sport, quindi vorrebbero arrivare subito al massimo, quindi no, purtroppo bisogna sapere sacrificare, allenarsi, rispettare le regole e cercare di frequentarlo assiduamente, quindi dal punto da poter arrivare a certi livelli. Ringrazio mio cugino Adriano, promotore di questa riunione bellissima e spettacolare. Ringrazio il mondo del pugilato, perché il pugilato a me ha dato molto. Ho dato molto anch'io, però il pugilato a me ha dato molto. Grazie pugilato. Adesso ecco, io passerei a presentarvi lo staff dell'Union Box Mestre, del maestro Adriano, in modo che anche questi ragazzi e questi insegnanti di box, come me e come altri, hanno la possibilità di essere, come dire, non noti, ma perlomeno ringraziati del lavoro che fanno in palestra e anche quando ci sono le manifestazioni. Tony Enrico, Mario Bettiol, che è anche il nostro segretario, la Monica Malipiero Nobile, il nostro Matteo Bragato, Adriano Favaro, il maestro, il capo di tutta questa banda, Alberto Favaro, Moreno Mason, lui ride sempre, Marco Bertapelle e il nostro Luca Pagiarin, già conosciuto agli schermi. Credo che Moreno voglia dire qualcosa, perché sente il bisogno brevemente di ringraziare qualcuno.
Sì, questa volta vorrei ringraziare gli amatori che sono sempre presenti, ci aiutano per quanto riguarda la logistica, montare, smontare, la tifoseria. Una volta tanto bisogna dare un ringraziamento caloroso a tutti i ragazzi che comunque non sono mai presenti perché non sono sopra il ring, ma sono molto presenti in palestra. Ed ora è il momento della nostra rubrica Non ne posso più di Edoardo Sivori. Vi invitiamo ancora una volta, anche voi telespettatori, a scriverci alle mail edoardo.sivori@televenezia.it di che cosa non ne potete più. Ed ora appunto la rubrica. Buona giornata ai telespettatori di Televenezia. Oggi nel piccolo spazio di Non ne posso più vorrei trattare una cosa di cui tutti veramente non ne possiamo più. Non ne possiamo più, come vedete dal simbolo alle nostre spalle, dei due marò che sono in India, e con questo appiglio parlare del povero capitano La Rosa, che è morto alcuni giorni fa in maniera assolutamente inutile, cioè è morto da eroe, ma è morto essendo ricordato, come tutti quelli che muoiono da un po' di tempo a questa parte per conto dello Stato, un solo giorno, 4 lacrime finte e arrivederci, grazie, avanti un altro. Bene, questo non sta bene e non ne possiamo più, dice il popolo italiano, non ne posso più, e lo dice anche il rappresentante delle forze armate, lo dice l'esercito, lo dicono i carabinieri. Quando poi chiamerete aiuto e non arriverà certo il deputato di circoscrizione, non arriverà il senatore di collegio, non arriverà il consigliere regionale. Quando chiederemo aiuto, vengono i carabinieri, viene l'esercito. Quando avremo bisogno di conquistare ancora la libertà, non ce l'hanno data i politici, anzi i politici l'hanno cavalcata la libertà, ma ce l'hanno data quelli che si sono immolati per noi. Ebbene, non ce ne dimentichiamo, perché così facendo saremo realmente preda di chiunque. Noi non vogliamo fare la guerra a nessuno e soltanto i militari sanno che cosa vuol dire fare la guerra, per cui sono i primi paradossalmente ad essere pacifisti. Non sono i militari che vanno in teatro di battaglia, quelli che commerciano con le grandi forniture di armi, sono quelli che stanno ai vertici, sono i burocrati, i super burocrati. Ebbene, basta, basta, basta. Noi non dobbiamo fare guerre, non dobbiamo nemmeno avere i morti come se le facessimo, né tantomeno dobbiamo prenderci in giro dicendo che andiamo a portare la pace. A chi non la vuole, io non gliela voglio portare la pace, che si tenga la sua guerra, che si tenga la sua vita come vuole, ma perché io devo uccidere i miei figli per portare pace a chi non la vuole? Bene, questo è il senso del non ne posso più, e non ne posso più vorrei vedere tornare i due marò che sono in India e vorrei vedere tranquilli e sereni tutti coloro che in armi difendono noi stessi e i nostri interessi in tutto il mondo. E rinnoviamo appunto ancora a voi telespettatori l'invito a scriverci di che cosa non ne potete più. Ed è in arrivo la prima vera ondata di calore della stagione, una massa d'aria calda di estrazione sahariana a partire da questo fine settimana invaderà l'Italia per 7 giorni. Lo annuncia il meteorologo Francesco Numera di
3B meteo, anche le temperature africane riguarderanno soprattutto il centro-nord. Da un eccesso all'altro, insomma, nell'arco di qualche giorno la situazione si ribalterà completamente. Da un lungo periodo piovoso che conosciamo tutti e sotto media termica passeremo bruscamente ad un'estate avanzata. Secondo l'esperto però nuovi cambiamenti sono in vista dal giorno 20 con l'arrivo di temporali che spezzeranno la calura quantomeno al nord. Vediamo allora insieme che tempo farà nei prossimi giorni. È sbocciata l'estate, giornate piene di sole e temperature in aumento sopra la media. Venerdì 14 giugno, fino al mattino cielo sereno, tra il pomeriggio e la sera più nuvoloso, brezza sulla costa, minime stazionarie, massime intorno ai 30 gradi, mare calmo. Sabato 15 giugno, sereno e soleggiato, con valori termici stabili molto sopra la media. Domenica 16 giugno, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in lieve salita rispetto a sabato. Lunedì 17 giugno, sereno o poco nuvoloso con minime e massime pressoché invariate. La marea di venerdì 14 giugno è normale, la massima alle 15:45 55 cm, la minima alle 8:25 meno 10 cm. E vi lasciamo con queste immagini curiose del campanile di San Marco con arrampicati su di esso degli esperti scalatori che stanno valutando le pietre che necessitano un restauro e quali invece possono restare. Ma lasciamo che siano le immagini a parlare, con queste io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.